Primarie aperte del Partito Democratico. Istruzioni per il voto. Domenica 26 febbraio si vota per eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico. Possono votare coloro che hanno compiuto 16 anni e sono cittadini italiani o di un paese dell'Unione Europea residenti in Italia o di altri stati in possesso del permesso di soggiorno. Possono votare sia gli iscritti al Partito Democratico che i non iscritti che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del partito. Ci sono 2 modi per votare: ai gazebo, modalità accessibile a tutti, e in specifici casi online. Votare ai gazebo. Consulta la mappa dei gazebo all'indirizzo primariepd2023.it e trova il gazebo più vicino. Se sei iscritto, dovrai portare con te un documento di identità e la prova della tua iscrizione, come la tessera. Se non sei iscritto, dovrai portare un documento di identità, la tessera elettorale e un contributo di 2 euro. Se voti all'estero, la tessera elettorale non serve. Votare online. Possono votare online le persone impossibilitate a recarsi ai seggi per motivi di disabilità o malattia, le persone residenti in località la cui distanza rende difficoltoso l'accesso ai seggi, o tutti gli italiani residenti o domiciliati all'estero. Per votare online è necessario effettuare una pre-registrazione entro le 14, ore italiane, di sabato 18 febbraio. Per farlo, digita primariepd2023.it. Nel caso del voto online ti verrà richiesto un contributo di 2 euro. Per votare ti basterà tracciare una X sul riquadro con il nome di Elly Schlein sulla scheda elettorale o selezionandolo se voti online. Elly Schlein, parte da noi.